E dicevo, e gli insegnanti orientali hanno questo modo molto diverso, come vi spiegavo, di insegnare il gioco. Si parte subito, come dire, in tromba, no? Quindi Joseki, 19 per 19, si va avanti subito sui principi base del gioco. E fra questi principi mi ricordo che in quel corso, che come obiettivo nella vita prima o poi vorrei rifarlo in italiano, perché secondo me è un punto di vista che in Occidente non c'è, quindi mi piacerebbe rifarlo in italiano, o comunque anche un po' riparafrasando insomma le sue cose. La prima cosa che veniva detta ai principianti in quel corso, dato che si parte dal Fuseki, no? Si parte da un Goban completamente vuoto, era quella di dove andare a giocare su un Goban completamente vuoto, che è il primo ostacolo che tutti i giocatori di Go hanno nella loro vita, no? Siamo stati tutti, anche se io poco, 20Q, e ci ricordiamo che da 20Q o 30Q, insomma, scegliete voi una base iniziale. Adesso credo ci sia addirittura fino al 30 nella scala europea, o forse 50, non mi ricordo. All'inizio cosa si fa? Si cominciano, siamo di fronte con il nostro avversario, cominciamo da una parte del Goban e continuiamo a mettere pietre sempre adiacenti, sempre vicine a quelle del nostro avversario. In questo modo si creano delle specie di dragoni che vanno avanti per tutto il Goban. Pian piano, adesso c'è qualcuno già che è quasi single digit, se ricordo bene i gradi che mi avete detto poco fa. Pian piano più si cresce, più si comincia a giocare sempre più sparpagliati. Non so se avete notato anche questa evoluzione nel vostro gioco, o se avete visto per esempio partite di professionisti, insomma, che siano europei o occidentali. C'è questa evoluzione che accade nel gioco. Ecco, quello che volevo, che io faccio come prima lezione sempre a un gruppo, è quello di andare a vedere tramite esercizi. Vedremo soltanto tramite esercizi. Ho preso partite dei tornei, questi online, che si stanno giocando in Italia. Sono quasi tutti della NGL. Non so se alcuni di voi, forse sì, alcuni di voi ci giocano. Magari c'è anche qualche partita vostra, forse. E tramite degli esercizi andremo a vedere come dire, andremo prima di tutto a spottare queste situazioni, quindi a vedere quando accadono, e vedere come mai, come si risolve e come evolve il nostro gioco nel Fuseki. Adesso, io sono andato a vedere in questi giorni una quindicina di partite prese a caso dalle quelle dell'NGL, non so se tutti la conoscete, è un torneo insomma italiano continuo che dura diversi mesi, e siccome ho un po' di esperienza sapevo già di andare a botta sicura, no? In ogni partita ho visto tantissime di queste situazioni che si prestavano bene a questa lezione. Adesso io levo la mia cam. Voi mi sentite, giusto? Sì, Sì. sì, sì. A qualsiasi cosa chiedetemela, interrompetemi subito. Ecco, io adesso levo la mia cam, così voi siete anche nella review, no? La vedete tutti la review? Perché Sì. alcuni sono arrivati dopo, ok. Allora fatemi prendere OBS così registro anche la lezione con ok, perfetto, mettiamo questa. Scusate, sto sistemando la lezione. Allora, l'audio sembrerebbe andare. Provate voi a parlare un istante, così vedo se si sente anche il vostro. Ciao, ciao, prova. Ok, ok, sì, 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 ci siete. Si sente anche il vostro, ok, perfetto. Eh, L'audio è corretto. Ok, direi che allora posso iniziare a registrare qui. Vediamo se sta registrando. Sì, avvia registrazione, perfetto. Allora, fatemi prendere la cosa giusta. Ok, allora, vedete allora tutti la schermata, no? Perfetto, allora qui ho preso 15 partite, che sono 13. Allora, chi sei? Gli avete dato il link a chi sta chiedendo, non so, ce l'hai il link aspetta che te lo prendo.
Lo metto anche qua, guarda. Sì, scusate, non ho capito. Ah, ok. Sì, c'è un link dove stiamo vedendo da qua. Ditemi se vedete tutti. Dovrebbe esserci la pagina, insomma, di OGS con delle pietre che fra poco arriveranno. C'è Ok, io sono a posto, grazie. l'albero delle mosse, ecco qua. Innanzitutto, vedete le pietre, innanzitutto? Adesso prendo delle pietre a caso. Si muovono, Sì. no? Sì. Ok, no, ok, sì, allora Sì. provo. Io avevo preso 15 proprio prese a caso fra le partite di questi tornei italiani online. Scusate, ne ho prese 13. E poi ho preso 2 partite, invece per vedere così il confronto, prese da un torneo di qualificazione per professionisti che è stato giocato in Europa qualche settimana fa, insomma, recentissimo. Così per farvi vedere anche un po' il salto, vedere applicate poi tutti i principi che vedremo oggi. Sono 2 partite selezionate, anche perché poi i giocatori di alto livello giocano anche in maniera molto complicata, quindi ne ho selezionate 2 molto, molto semplici. A noi ci interesserà soltanto l'apertura e i suoi principi, quindi non andremo per questa lezione a vedere sì, questo è il link, a vedere altre cose che siano Tsumengo, Tesuji, fine gioco. Però ci concentreremo su questa parte del gioco, visto che fate come se stessimo rimparando a giocare Go molto molto velocemente, così un corso accelerato. Ok, quindi vi ho detto che all'inizio, quando ci insegnano a giocare a Go, quello che avrete sperimentato anche voi è di giocare sempre vicini al vostro avversario, seguire un po' il gioco dell'avversario. Questo è un po' un difetto che accade all'inizio del gioco, ma vi assicuro che è un difetto che hanno anche giocatori parecchio più forti di voi, e si porta avanti fino addirittura al 6-7 dan, sempre in maniera progressivamente meno accentuata, però ce lo portiamo dietro. Questo accade ancora di più online, perché purtroppo online l'ultima mossa del nostro avversario, o anche la nostra, viene sempre evidenziata con un quadratino, un tondino, quindi addirittura c'è un'evidenza che ci ricorda qual è l'ultima mossa di gioco. Questa è una cosa che progressivamente dovremmo cercare di così dimenticarci, perché se ci pensate, l'ultima mossa che ha fatto il nostro avversario, questa informazione da un punto di vista così da gioco corretto è completamente superflua, no? Vi convince questo fatto? Cioè, conoscere l'ultima mossa che ha fatto il nostro avversario vi dà qualche informazione in più sul gioco, secondo voi? Certo. Assolutamente no, perché il Govan è sempre quello, no? Noi possiamo essere arrivati da quella posizione in tantissimi modi diversi, in milioni, miliardi di modi diversi possiamo essere arrivati alla stessa situazione, e l'ultima mossa non è assolutamente utile saperlo, a meno che ovviamente non ci siano delle battaglie. Però sull'ultima mossa noi basiamo quasi tutta il nostro focus iniziale. Questa è una cosa che pian piano dovremmo riuscire a curare. Questo è collegato col tema di oggi, che andremo a vedere fra poco. Io vi farò vedere delle posizioni, vedremo queste partite quindi della fascia 10-20Q, ma ho preso anche qualche partita di giocatori un po' più forti, forse anche 5-6Q, per vedere come anche questi problemi poi hanno il loro corrispettivo anche in partite più strutturate. Però ecco, stanno partite di principianti, e ogni tanto in punti selezionati vi chiederò di così cercare di capire che cosa è andato storto, o secondo voi che cosa è potuto andare male sul Goban. Allora, innanzitutto, prima di arrivare alla prima partita, adesso vi faccio vedere una partita, così facciamo questo primo esercizio di riscaldamento, e vi ripeto che non ci focalizziamo né sulla vita e morte né sui tesugi, nient'altro, ma soltanto sul iniziare la nostra struttura di gioco, cominciare a mettere le pietre sul Goban e portare avanti il nostro progetto di gioco. Adesso non ho scritto qui chi siano bianco e nero, però ve l'ho detto, sono giocatori italiani, magari anche qualcuno di voi, o meglio sul file SGF che avevo
c'erano scritti i nomi, però portandolo su OGS è tutto scomparso. E altra cosa, però questa purtroppo diciamo, non è colpa mia, questi 13 esercizi avevano un ordine logico, cioè queste 13 posizioni. Mettendolo su OGS questo ordine è stato completamente alterato, quindi li vedremo un po' più così, mischiati, però tanto il senso sarà lo stesso. Allora, io andrò avanti abbastanza velocemente perché poi ci focalizzeremo su alcune cose. Vedete, bianco e nero cominciano a costruire il loro progetto di gioco. Ci saranno dei Joseki, ci saranno delle chiusure, vedete come... a voi vedete... fatemi capire, voi vedete le pietre, giusto? Ma il mio mouse ovviamente non lo vedete, ma per esempio se io adesso col mouse vedo una pietra sulla destra, per esempio io adesso sto per cliccare una pietra sulla destra, voi vedete l'alone in R10 per caso? Non lo vedete, ok? No. Quindi dovrò usare i marker, ok, giustamente perché non vedete lo schermo, però marker tipo questo lo vedete adesso su Q10, anche se minuscolo, forse dovrò usare marker più grandi, tipo, ecco questo forse sì. Scusate, ma io su OGS, ecco, meglio usare i tondini che si vedono di più. Sono un po' così alle prime armi, preferivo di gran lunga, scusate che mi è andato via la webcam eccoci qua. Ok, quindi ricordatemi che quando indico le pietre dovrò sempre indicarle o con le coordinate o con i marker, che altrimenti se dico qui, perché magari sto indicando il mio mouse, voi non sapete cosa sia qui. Ok, ecco, qual è il senso del Fuseki? Intanto che questa partita continua, il senso del Fuseki è quello di andare a gettare le basi per i nostri gruppi, quindi noi vorremmo gettare delle basi che siano solide per i nostri gruppi. Però qual è il fatto? C'è questo piccolo trucco, c'è questo piccolo conto che Guojuan faceva all'inizio della sua lezione. Alla fine della partita nero e bianco giocano grossolanamente lo stesso numero di pietre, ci può essere una differenza di un'unità, ma è come se non ci fosse. Ok, quindi noi possiamo vedere la condizione di vittoria, cioè fare più punti dell'avversario, come sotto un'altra veste. Se noi dividiamo il numero di punti che facciamo per le pietre che abbiamo utilizzato per fare quei punti, in realtà dire alla fine della partita che io ho fatto più punti del mio avversario, o viceversa, che l'avversario ne ha fatti più punti di me, significa, se ci pensate bene, dato che abbiamo usato lo stesso numero di pietre, che lui ha utilizzato lo stesso numero di pietre che ho utilizzato io in maniera più efficiente. Quindi non è che ha fatto più punti, ha fatto più punti per ciascuna mossa che ha giocato sul Goban. Così, è semplicemente un rivedere da un punto di vista leggermente così matematico, leggermente diverso, lo stesso principio. Ha utilizzato le stesse pietre in maniera più efficiente. E questo quello che vorremmo fare in Fuseki, cioè in generale in tutte le fasi della partita, però in Fuseki principalmente, perché vi torna se vi dico che in Fuseki il valore delle mosse è molto più grande, no? Perché ci sono tutto il Goban è completamente aperto, quindi chi primo gioca in un'area grande, in un'area aperta, è chiaro che avrà un vantaggio locale. Ok, quindi le mosse del Fuseki generalmente sono gigantesche, quindi chi per primo andrà a giocare nelle aree più grandi, più libere che ci sono sul Goban avrà la meglio, renderà le sue pietre più efficienti. E dobbiamo ricordarci che rivedendo il senso del gioco da questo nuovo punto di vista, quindi non fare più punti, ma rendere più efficienti le nostre pietre, che è equivalente visto che useremo lo stesso numero di pietre, ci suggerisce così, dentro questo principio contenuto già il suggerimento di questa lezione, ovvero andare a giocare nelle aree più libere del Goban, quelle che Guojuan nel suo corso, se vi capiterà di vederlo, o nella mia lezione, magari se volete poi ve la linko, anche perché è leggermente diversa rispetto a questa che farò. Quella era addirittura un po' più così, gli esercizi erano un po' più facili in quella. Questi li ho un po' evoluti, uno per non fare la stessa cosa, due perché
Forse molti giocatori della NGL, vedendo anche il video, hanno evoluto tantissimo il loro Fuseki, quindi non vedo più partite con così tanti errori. Stavo dicendo, sì, quelle che Guojan chiama nel suo corso open area, cioè le aree aperte, le aree più aperte che ci sono su Goban. Chi per primo gioca in un'area completamente aperta ha il suo vantaggio. E guardate bene che questo è una cosa, se fate tornare indietro, che noi usiamo già dalle primissime mosse. Quali sono le aree più aperte? Beh, all'inizio sono praticamente qualsiasi. Dopo che prendiamo gli angoli, cosa si fa? Si vanno a chiudere gli angoli, oppure si gioca sui lati, oppure alcuni magari giocano anche il Tengen al centro o comunque nelle vicinanze. Si vanno a prendere sempre le aree che sono meno occupate o dall'avversario o da noi, perché se sono già occupate da noi, si dice quello, quando in gergo si dice rimanere sovraconcentrati, ovvero fare pochi punti con tante pietre, che è esattamente il contrario del concetto di efficienza che vi avevo detto pochi secondi fa, oppure sono occupate dall'avversario e quindi non c'è tantissimo da poter costruire in quella parte del Goban. Noi vogliamo andare a puntare le aree più vuote, dobbiamo renderci conto di questo concetto. Poi, dopo che facciamo le lezioni, vi consiglio anche delle letture, così se vi va, per esercitare questo istinto, diciamo, di andare a vedere le aree più libere, più vuote che ci sono sul Goban in Fuseki. Anzi, addirittura 2 libri posso citarvi, che si trovino addirittura in PDF su web ormai, perché sono libri di parecchio tempo fa. Ok, allora cominciamo a vedere queste posizioni, che sono posizioni reali, partite di principianti. Quindi i giocatori cominciano, vedete, a occupare aree libere del Goban, uno dopo l'altro, magari giocano dei Joseki o delle estensioni degli Shimari. Qualsiasi domanda fatela subito e non abbiate paura di interrompermi, e se non c'è qualsiasi concetto, cosa, ditemelo subito e non aspettate che io finisca la frase o vada al prossimo esercizio, cioè interrompetemi subito. Andando avanti in questo primo esercizio, poi adesso l'ho tirata un po' lunga come prima mossa, poi come primo esercizio, poi pian piano prenderemo anche un po' ritmo, arriviamo a tutti e 15 spero. Si gioca un Joseki in basso a sinistra, poi bianco gioca questa mossa in K10, che diciamo non è certamente una mossa che raccomando, però va a giocare in un'area vuota del Goban, quindi non mi sentirei di criticarla a un principiante questa mossa, perché il centro è completamente vuoto, quindi chi prima ci gioca meglio è. Poi nero invade sulla sinistra. Fra poco sarà interattiva questa lezione, quindi sarò io a chiedervi delle domande su ogni posizione, perché altrimenti parlo soltanto io. Bianco va a contrattaccare qui in C10, anche un po' a difendere la sua posizione. Nero continua a mettere pressione sulle pietre bianche. Bianco va a approcciare lo Shimari in alto a destra. Nero si difende. Bianco e nero fanno entrambi la base. Poi nero va a prendere il punto grande in Q9. A quel punto bianco invade in R10. Quindi diciamo qui quasi il Fuseki possiamo considerarlo terminato. Adesso ci sarà un combattimento sulla destra e poi si entrerà in medio gioco. Se voi doveste, così cominciamo a scaldarci con questo primo esercizio che sarà magari un po' più lento degli altri, dovesse dirmi in queste, lasciamo perdere queste R10, ecco, fin qui comincia a essere quasi medio gioco, dovesse dirmi delle mosse che vi suonano strane, secondo voi, gli errori ad un livello ovviamente di double digit, non stiamo parlando di livello di professionisti. Secondo voi, in che cosa è andato storto finora in questa posizione che c'è sul Goban? Ricordiamoci che non stiamo parlando di vita e morte, non stiamo parlando di Joseki, stiamo parlando soltanto di andare a giocare nelle aree, per primi ovviamente, nelle aree più promettenti che ci sono sul Goban, perché sono quelle dove abbiamo la speranza di fare più punti possibili, di rendere più efficienti le nostre pietre, che è equivalente poi a vincere, no? A fine partita.
Secondo voi così, se doveste sparare, c'è sia la chat, ma visto che siamo in audio, ditemelo in audio che facciamo prima, ovviamente. Se dovreste dirmi che cosa è andato storto secondo voi in questa posizione. Cosa... C8 per C8. esempio, Allora, C8 scusate un secondo, così ve lo dico subito. Io non vedo la vostra, perché ho davanti OGS, quindi io non vedo chi parla, quindi diciamo non lo saprò, quindi comunque vi risponderò ogni tanto, magari vedrò switcherò con l'altra pagina, però non penso di riconoscere tutte le vostre le vostre voci subito, quindi no, così sappiate questo dettaglio. Ok. Ok. Intanto grazie per questa live, ma stavo pensando che per la pietra in C8 magari se fosse stata usata magari ancora sul lato destro del nero, poteva consolidare meglio magari a questa fase qui. Ok, questa è una proposta. Diciamo che perché la giocata adesso C8, quindi è a questo il punto in cui uno può cambiarla, non dopo, visto che dopo era già, era già presente. Ok, tu proponi C8. Altre proposte? La posizione era questa, vi ricordo? Oppure conferme, magari per altri. Sono Marco, posso dire una cosa? Sì. Dal basso dei miei... sono 3 digit io, non double digit. Mi sembra che giochino molto vicino al bordo, in terza linea. Ok. In generale. Cioè... Questa è un'osservazione, ok, sì. Sì, se avessero giocato più in quarta linea avrebbero fatto influenza e territorio contemporaneamente. Ok, beh, allora, questo può essere quasi un'idea per un'altra lezione. Qui ci stiamo focalizzando più sulle aree di gioco. Vedete, io non vi ho detto seconda linea, terza linea, il centro, addirittura la mossa al centro ve l'ho detta come una mossa che io non criticherei a livello di double digit, perché effettivamente gioca in un'area che è praticamente vuota, cioè sono lontanissime in altre pietre. Qui non mi sto focalizzando sulla dove siamo qua, sulla qualità e sulla posizione sulla tecnicalità delle pietre, ma sulle vaste aree di gioco. Quindi sì, terza, quarta, seconda linea non è un grosso non è il focus di questa lezione. Il focus è le aree di gioco, aree ovviamente macro aree di gioco, non stiamo parlando. Comunque sì, era un'osservazione, però può essere un'idea sicuramente per future lezioni, perché non è banale così, la domanda che hai fatto. L'equilibrio posizionale delle pietre non è una cosa banale, però non è questa quella che vedremo oggi. Oggi cercate di focalizzarvi soltanto sulle aree di gioco, grossamente le aree, quindi gli angoli, per esempio qui attorno al centro, oppure vedete qui ci sono 4 angoli presi, poi questo va a giocare sull'area della sinistra, anche queste mosse sono sempre sulla sinistra, questa mossa viene giocata in un'altra area di gioco che è quella in M17, e poi questa in un'altra area di gioco, vedete, sono macro aree, quindi non focalizziamoci tanto sul dettaglio. All'inizio del gioco, e questo lo vedrete se magari o interagirete in qualche modo con Guojuan, che è ancora attivissima nel fare lezioni, oppure vedrete le sue, così vi capiterà di vedere qualche sua review o lezioni. Lei a livello di double digit non insiste quasi mai sul dettaglio, insiste sempre sui grandi principi, ok? Quindi focalizziamoci sulle aree, le grandi aree di gioco. Sono Luca, lo dico con una grande paura di dire una stupidaggine, ma io paradossalmente starei sempre se fossi bianco, starei tipo su N7, giusto per cominciare a dare una continuità alla quasi diagonale che si stava creando. Ok, N7 può essere una mossa di un'area che non dico vergine ma quasi, però la mia domanda era: di queste mosse sul Goban, quelle che ci sono già, fermiamoci qui, poi il resto comincia a essere videogioco, fermiamoci qui sul Fuseki. Quali altre, secondo voi, se ci sono altre mosse
possono essere così, possono andare contro questo principio che abbiamo detto di giocare nelle aree più vuote del Goban. Sono Marco. Vai. A me sembra che C6 sia stato giocato un po' al rovescio rispetto a quella che aspetta, C6 era... Cioè, ovviamente ognuna va presa nel momento in cui è stata giocata, ovviamente. Sì. C6 è questa, ok. Sì, mi sembra un po' un tornare indietro, magari se l'intenzione era quella di prendere il lato sinistro, magari avrei giocato un po' più verso, non so, D9, magari un po' più centrale, mi sembra un po' troppo concentrata. Ok, questa è una dopo tua... si è ritrovato con 3 pietre, dopo ha dovuto giocare anche C3, quindi insomma... Questa è una tua proposta. Ci sono altre proposte. Intanto vi faccio rivedere, vi faccio scorrere così di nuovo lentamente la partita, magari. Ci sono altre proposte. Appena non ce ne sono altre, poi vi dico quali, secondo me, così a occhio istinto, sono state immediatamente le mosse che hanno contraddetto questo principio, che è un principio che vi porterete dietro sempre. Cioè anche quando sarete professionisti del gioco, vi porterete sempre dietro questo principio. Quindi non pensate sia un principio che vale solo per il double digit. Lo raffinerete, diventerà magari un po' più complesso, un po' più complicato, ma sarà sempre lui. Sempre lui. Ci sono altre mosse oppure... Vai. Sì. D3. Ok, questa mossa qua, D3. Sì, insomma, questa... Ok. Ok. Quindi secondo te questa? Ok. Altre... Ah, sì, vai. Ok. Ci sono altre... A me C2 non convince. C2 non convince. Perché non serve a nulla, sta lì a strisciare in seconda linea per prendere quanti? 2 punti o poco più, e c'è tanto spazio altrove. Non so, E17 avrei giocato, forse F17, comunque avrei attaccato l'angolo in alto a sinistra. Ok, per te quindi C2 è l'indiziata. C10. C10, l'indiziata per te C10, questa qua, la 14, la mossa numero 14. Cioè, è una pinza che uno poi o la persegue fino in fondo e quindi davvero mette in difficoltà e isola quella pietra, o altrimenti forse non era così indispensabile nell'ottica di prendersi uno spazio più grande altrove. Questa è la tua proposta. Altre proposte? La pietra nera in C8, invece di averla messa in C8 averla messa in C9 o in C10, così era più largo. Ok, tu proponi questa. Se ce ne sono altre, se no vi dico che cosa... così, un po' la soluzione di questo piccolo esercizio. A me lascia perplesso principalmente la D2, però... La D2 che è questa, ok. Ci sono già un bel po' di cose. L'avete beccata? Così, diverse vostre risposte avreste beccato i problemi. Allora, ripeto che quindi io non andrò a fare una review delle mosse al mio livello, a livello Dan, ma calata a livello di double digit, come mi è stato insegnato di fare delle review a double digit. Io finora, per esempio, di queste mosse non mi sentirei assolutamente di criticarle a questo livello, perché, a parte i 4 angoli, i 4 angoli sono i 4 angoli, perché comunque le mosse successive, sia questa che questa, vanno a racchiudere delle aree che comunque hanno del potenziale. Sono delle aree in cui non c'erano delle altre pietre, le chiusure degli angoli sono sempre delle buone mosse perché racchiudono dell'area molto facile. Probabilmente questa D13 non è ottimale, ma non mi sentirei di criticarla a questo livello, perché comunque va a insistere in un'area che adesso bianco può davvero costruire. Nero approccia,
ed è una mossa che ci può stare, perché va per primo a giocare in quest'area. Quando ho detto quest'area ho indicato col mouse, non dovevo. Vedete questa area qui, che il primo che ci gioca e sicuramente avrà un vantaggio. Se bianco ci gioca per primo, chiudere l'angolo; se nero ci gioca per primo, andrà a magari condividere l'angolo con bianco. Alcuni hanno criticato questa mossa in C6. È una mossa che io avrei fatto, però, o comunque che non riterrei sbagliata, perché comunque bianco cosa fa? Va a costruire dell'area sulla sinistra. È vero che magari bianco poteva essere un po' più... Allora, qui com'è che si fa? Scusate, la mossa, devo prendere questo, forse. Alcuni forse avevano proposto delle mosse un po' più lontane, no? Mi sembra questo, una mossa, o magari di questo tipo, forse avete detto. Ni è comunque meglio andare a costruire vicino alle proprie pietre. Un altro principio che vedremo magari nella prossima lezione sarà quello di giocare, anzi potremo già dare forse un titolo, alla seconda lezione di solito io do questo titolo, ovvero giocare prima le mosse urgenti e poi le mosse grandi. Questo sarà un classico esempio di questo principio, che però vedremo la prossima volta. Questa ancora va a giocare in un'area vuota del Goban. Voi mi dite, non è l'area più vuota? È vero. Per esempio, qual è l'area veramente più vuota che c'è sul Goban in questo momento? È il lato destro, no? Lo si vede anche a occhio, il lato che ha meno pietre, praticamente vuoto. Quindi bianco potrebbe per esempio andare a giocare qui, potrebbe andare a giocare qui. Sono mosse altrettanto valide, assolutamente. Anzi, credo che se chiedeste a un'intelligenza artificiale, credo che la mossa proprio in R5 sarebbe probabilmente quella ottimale. Quindi anche questa comunque non mi sentirei di criticarla. I giocatori giocano un Joseki. Questo è un Joseki un po' desueto, però a livello double digit non fa assolutamente differenza. C'è il fatto che i Joseki siano moderni o no. Quindi questo non mi sentirei di criticarlo. Di nuovo, K10, l'ho già detto, è una mossa che a me non piace, ma a livello double digit non contravviene al nostro principio, perché va a giocare in un'area vuota del Goban. Difficile fare punti al centro, però comunque il primo che ci gioca avrà un vantaggio. E poi andiamo finalmente alla mossa incriminata, che molti di voi hanno spottato subito. Guardate questa mossa qua, in C8. Richiediamoci in continuazione la domanda, così, che sarà il motivo di questa lezione. Quali sono in questo momento le aree più vuote che ci sono sul Goban? Aiutate a dirmele, secondo voi. Adesso la prima volta ve lo chiedo, poi magari andiamo più veloci e ve le schivo. Se doveste dirmi quali sono le aree, rispondere a questa domanda, quali sono le aree più vuote che ci sono sul Goban? Quelle che prima abbiamo detto, le open area in inglese. Lato destro, quindi allora facciamo così. Lato destro. Poi il lato su. Il lato su. Alto. Esatto. Poi ci sono anche altri. Cioè, dopo queste, chi viene in mente? I due quadranti che ci sono appunto tutti sulla destra verso il centro, che quelli là sono completamente sguarniti. Ok, tutti questi. Poi c'è ovviamente tutta quella al centro, ovviamente, e poi ci sono ovviamente anche queste due aree, no? 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dato che comunque noi sappiamo che il principio che è più conveniente, più efficiente, prendendo il principio di prima, giocare prima sugli angoli, poi sui lati e poi verso il centro, perché al centro è più difficile, no? Però il centro lasciamolo da parte, anche se con una strategia magari un po' più cosmica, direbbe Takemiya, anche al centro si potrebbe costruire del territorio. Non è
diciamo, la teoria moderna del Go non va a insistere troppo nel centro in Fuseki. Concentriamoci sui lati, vedete, ci sono 4 aree di gioco e si vede anche da come ho messo io i pallini, che non sono messi a caso, quella è esattamente la ampiezza di quelle aree di gioco. Vedete, quella a sinistra è ampia, ne ho messi 6, quella in basso è ampia 6, quella in alto, quanti sono? 3, 6, sono 10, e quella a destra sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sono addirittura 12. Questo ci dà già la risposta a quale sia l'area più ampia, cioè l'area con più potenziale in questo momento sul Goban, cioè l'area destra. In secondo luogo l'area in alto e poi soltanto le aree sulla sinistra e in basso. Se andiamo a calcolare, se ricordo bene, sono 6 contro 12, quindi a sinistra e in basso sono addirittura la metà meno ampie dell'area che c'è sulla destra. E quindi la risposta al problema dove andare a giocare in questa posizione poteva essere, per esempio, andare a giocare sulla destra, che può voler dire giocare qui, può voler dire giocare qui, una mossa sulla destra. Il dettaglio non è assolutamente importante e non ve lo criticherei assolutamente a questo livello. L'importante è andare a giocare nell'area più vuota che c'è sul Goban, quella sulla destra. Quello che ha fatto Nero invece è un errore, perché è andato a insistere in un'area già con molte pietre attorno, e quindi è un'area con poco potenziale in questa fase del gioco. Ma, se mi ricordo bene, Bianco, e qualcuno di voi l'aveva detto, ha commesso un errore simile. Richiediamoci la stessa domanda. In questa fase qua, chi è adesso l'area più grande sul Goban? Quella a sinistra ormai è praticamente occupata, perché c'è già Nero, c'è anche Bianco attorno. Rimangono la A, questa A è minuscola, scusate, vediamo se l'1 è più grande, no, è ancora peggio. Voi vedete se io scrivo A, voi la vedete? Sì? Quella, sì. Ecco, perché per me è minuscola, ok. Vabbè, se la vedete, ok. Quindi R10 è A, poi attorno a B, diciamo, il lato sopra, e poi attorno a C, perché D, quest'area qui ormai è minuscola, è andata via. Quindi Bianco dovrebbe andare a prendere a sua volta l'area più una mossa nell'area più vuota del Goban. Ma che cosa fa Bianco? Va a giocare qui sulla sinistra in C10. Non è l'area più vuota che c'è sul Goban, quindi non è l'area più promettente dove fare più punti in questo momento. Un'altra mossa errore che alcuni di voi hanno detto subito: questa pietra in A, anche questa è un errore, perché non è assolutamente l'area più importante. Le aree più importanti sono di nuovo quella sulla destra, no? Oppure in seconda istanza quella in alto. Sono le aree più vuote che ci sono sul Goban. Ok, e questo errore però è costato, mentre vediamo, chiamiamolo cos'era, B alla fine si è un po' equivalsa con C, sono entrambi degli errori, no? Perché entrambi sono andati a insistere su aree poco promettenti, mentre A è stata punita correttamente da Bianco, perché Bianco è andato a prendere una, anche se non la più grande, perché avevamo detto che la più grande era sul lato destro, però comunque la seconda area più grande che c'è sul Goban, cioè il lato in alto. E poi c'è stata una schermaglia in alto, e poi finalmente Nero si accorge che l'area, questa volta è davvero palese, no? Che l'area più vuota che c'è sul Goban è quella sulla destra, e quindi va a insistere con 9 sul lato destro. Ok, questo così era vi è sembrato difficile? Vi è sembrato facile questo, chiamiamolo esercizio? Vi è sembrato completamente ostruso? O magari troppo banale? Così, anche per avere un feedback, anche per i successivi. Intanto ditemi qualcosa. Per me era giusto. Ok. Volevo soltanto dirvi un dettaglio. C'è qualcuno di voi, non mi ricordo il nome perché non vi riconosco le vostre voci, che ha detto giustamente che questa mossa che avevo chiamato A, C2, era scorretta, e che valeva, mi sembra, ha detto 2 punti, se non sbaglio, 2 o 4 punti. Sì, esatto.
io. Ma ecco, una prossima lezione nei prossimi mesi sarà andare a contare i punti in fine gioco, però non è una cosa di oggi, anche perché il fine gioco arriva all'ultimo e di solito al vostro livello il fine gioco non è ciò che decide la partita. Comunque, così per darvi un po' di curiosità e un po' di uno spoiler, questa mossa in C2 vale 17 punti e mezzo. Questo è il valore di questa mossa, quindi un bel po' più di 2 o 4. Questo vuol dire che se hai 8 pietre in Atari sul Goban, ammesso che fartele catturare poi non produca altri punti per l'avversario, che ci siano soltanto quelle 8 pietre, giocare in C2 è più grande che salvare 8 pietre in Atari. Questo perché 17 punti e mezzo vale più di 8 pietre in Atari. Però questo sarà così, era un piccolo spoiler di quello che vedremo magari in una lezione sul fine gioco. Adesso cominciamo a prendere ritmo, anche Ale, questa era dai segreti del Dan. E questo è così, è uno dei piccoli così, una delle prime sorprese che un giocatore forte vi dice quando capita questa mossa, che è una mossa che capitava molto molto spesso prima del 2016, perché questo Joseki qua, che forse avrete visto tante volte, ormai non si gioca quasi più, dal 2016 è scomparso, però fino al 2016 era, cioè prima che ci fosse l'intelligenza artificiale, era penso il Joseki più comune, e quindi questa pietra in A capitava davvero davvero spesso, e così c'era così, questo è uno degli esercizi, dei primissimi esercizi che si fanno quando si studia il fine gioco. Ok, adesso cominciamo a prendere ritmo, se no non ci arriviamo più in fondo, che se no si fa notte, e andiamo a vedere la secondo esercizio, anche perché pian piano vedrete che comincerete a macinare, andremo velocissimi. Questa è sempre altra partita, abbiamo i 4 angoli, primo approccio in basso a sinistra, risposta, poi qui abbiamo un Joseki, ve lo faccio tutto ma tanto non è una lezione di Joseki questa, così c'è una piccola schermaglia, poi tocca nero che non mi ricordo dove giochi a Fane, poi bianco approccia qui in basso a destra, nero pinza con 19, bianco fa un piccolo gruppo lì in basso, nero continua, fanno una specie di Joseki, simili Joseki, poi la partita continua, nero prende E16, bianco gioca la pietra 26, quella in alto, nero chiude e fanno un'altra specie di Joseki, e poi bianco gioca in P13. Fermiamoci qui perché magari poi ci sarà anzi, forse secondo me ci saranno anche altre mosse successive che devo farvi vedere. Ecco, fanno questo scambio, ok, questo tanto non è una lezione di tecnica questa, e poi nero va a giocare in C17, a cui bianco risponde e poi gioca in D11. Adesso ve le faccio rivedere velocemente e intanto pensate se ci sono delle mosse. Questo in basso a sinistra è un Joseki, quindi scordiamocelo per adesso, riprendiamo da qui, ecco. Se ci sono delle mosse che contravvengono al nostro principio, un altro Joseki, poi approccio, andrò un po' più veloce adesso. Se ci sono delle mosse, così ditemene 2, 3, quelle che vi vengono in mente, che tutte queste cose locali ce le scordiamo, queste invece ritornano in gioco. Marco, contravvengono al nostro... la numero 18. La numero 18, ok? Altre proposte? La 26 mi è sembrata strana, nel senso, perché non andare verso l'angolo, ad esempio, dove è la 30 o... Ok. Mi è sembrata strano, tutto lì. Sarei andato verso l'angolo. Sarei andato quindi più verso l'angolo. Proposte? A me la 20. Forse la 20, ok. Avrei accostato sul lato destro. Ok. Altre mosse? Altre proposte? Non ho detto che ce ne siano altre, cioè non vi sto dando suggerimenti, magari ci sono, magari no.
la 43, ok. Poi ci sono altre che vi hanno fatto così, vi sono saltate all'occhio? No. Allora, le avete, direi, beccate quasi tutte, ottimo, stiamo cominciando allora a macinare. Allora, qui c'è un approccio sull'angolo, tutto ok, il Joseki non lo commentiamo perché è un Joseki, insomma è una questione molto tecnica. Avete notato, non mi ricordo chi, immediatamente che questa mossa in 18, quindi la O3, Sì, è una mossa scorretta. L'ho vista io, Marco, Sì. quello, il 50Q, il Marco quello debole. Ottimo. Come mai? Perché, vedete, noi abbiamo qui 4 aree libere, che sono quella a sinistra, quella in alto, quella a destra, quella in basso. Senza fare proprio andare a un conteggio, lo si vede a occhio. Quella più grande è in alto, la B, la seconda più grande è la C a destra, la terza più grande è la A e la quarta più grande, che è piccola in realtà, è la D. Bianco è andato a giocare nella più piccola di tutte. Questo è scorretto, perché c'è già tanta roba attorno, è più difficile fare punti lì attorno, invece è più facile farli dove c'è più area libera. Quindi questo è il primo errore. E se vogliamo, un altro errore è questa 19, perché? Perché nero va a giocare in un'area, di nuovo, dove ci sono già tante altre pietre. Per esempio, questa area qua, questa direzione, diciamo, questo lato su a destra sarebbe stato meglio, perché ci sono molte meno pietre, quindi è più facile fare il territorio, per esempio, andare a rispondere semplicemente all'approccio bianco. Sulla destra ci sono più punti che nero può fare invece sul lato basso. Ma andiamo a vedere altre. Questa è la mossa scorretta, qualcuno ha detto, perché? Perché va di nuovo a insistere in un'area dove ci sono pochi punti. Dov'è l'area più grande del Goban? Fatemi prendere l'altra colore, è sulla destra, quindi bianco poteva giocare sulla destra e creare un gruppo sulla destra, fare questo doppio approccio e magari sacrificare la pietra in 18. Però è sempre o sulla destra o in alto le aree più promettenti. Ne avete beccate però altre, che sono... Ok, qui una specie di Joseki è stato giocato, però queste sequenze possono essere, diciamo, corrette a questo livello. Questa M17, questa mossa M26, uno di voi ha detto che era una mossa che sembrava strana. Allora, nel senso che adesso ci sono 3 aree che sono vuote, la A, la B o la C, e se notate sono praticamente equivalenti. Adesso non fatemi contare l'estensione, però sono circa equivalenti, no? Quindi non mi sentirei di criticare delle mosse che giochino sulla sinistra, in alto attorno a B e a destra attorno a C. Poi uno può dire qui, magari a me piaceva più giocare qua, magari a un altro piaceva più giocare qui, a un altro piaceva più giocare qua. Questi sono dettagli tecnici. Andiamo sui grandi principi, soffermiamoci prima sui i macro principi. Bianco va a giocare in una delle aree grandi. Ok, quindi diciamo ci poteva stare questa pietra. Nero va a attaccare bianco, poi bianco fa una specie di Joseki, bianco e nero in questa posizione qua, e poi bianco va a giocare questa pietra in P13, che è una pietra che va più verso il centro, no? Si muove verso il centro, e noi sappiamo che dobbiamo giocare prima gli angoli, poi i lati e solo dopo verso il centro. Invece vedete che qui ci sono ancora 2 lati che sono aperti, e se fate il conto si vede a occhio che il lato B è più grande del lato A, perché è uno spazio in più, no? Quindi una delle aree in cui una delle possibili età per bianco era per esempio andare a giocare nell'area più vuota che c'è in questo momento sul Goban, c'è quella a sinistra, che è l'area più promettente, dove ci sono più punti in palio. Ma c'è un altro errore che avete correttamente visto, e lo stesso, scusate, vale per nero. A questo punto, dopo che bianco gioca qui, nero non deve andare a insistere con questa mossa in 33. Perché? Perché il lato a sinistra, di nuovo, è più grande del lato su a destra.
per lo stesso principio per cui bianco ci deve giocare. Ma c'è un'altra mossa che avete correttamente individuato, lasciamo da parte questi scambi, che è questa mossa in 43, che non è corretta perché adesso chi è l'area più grande che c'è sul Goban è l'area in A. In secondo luogo potrebbe eventualmente essere l'area in B. L'area in C è comunque grande, ma non è sicuramente grande come l'area in A. E scusate, nero avrebbe dovuto, per esempio, andare a giocare per primo in questo lato sulla sinistra, perché il primo che ci gioca di nuovo avrà molta più possibilità di fare territorio. E bianco punisce immediatamente nero andando a giocare lui nell'area rimasta. Questa mossa è 46 corretta, va a giocare per primo nell'area più grande che è rimasta sul Goban. Vedete, qui le avete centrate quasi, siete già cominciati a entrare nel mood giusto della lezione. Allora, proseguiamo. Se non ci sono domande, che vi ho detto, fatele istantaneamente, non aspettate che io finisca i discorsi, proprio fatele subito se ci sono domande, se no io passo al prossima situazione, che sono sempre per, come dire, tutte per andare ad abituare il nostro istinto, anche visivo, anzi, in realtà soltanto visivo, per individuare le aree più vuote del Goban. È un esercizio che adesso lo vediamo come esercizio, ma poi pian piano che migliorete lo vedrete a occhio, non ci penserete neanche. Ok, qui vediamo in questa partita cosa abbiamo. Abbiamo una chiusura, un approccio, poi qui ci sarà un Joseki probabilmente, sì. Un'invasione in 3-3, molto comuni oggigiorno. Si fanno tutto Joseki, poi nero va a approcciare in 24, bianco va a chiudere l'angolo in 25, nero si prende l'estensione scusate, in 26, bianco protegge il suo gruppo in 27, nero controprotegge in 28 per fare questa box di punti, poi vabbè c'è questo scambio che non è così importante, poi c'è 31 per 32 e poi c'è questa riduzione in 33, ma fermiamoci, vedete qui c'è già parte del medio gioco, fin qui si è concluso possiamo come dire che è concluso il Fuseki a questo punto. Ve le faccio rivedere come al solito, intanto voi cominciate a pensare, ripartiamo da qui, quali secondo voi possono essere state le mosse che hanno contraddetto il principio di questa lezione, cioè non sono andati a giocare nelle aree più vuote che ci sono sul Goban. E fermiamoci qui. Che mi dite? Io ho adocchiato la 24 sul 24. Io dico altre 12 31. Scusa, dopo la 12 hai detto la 31. 31? Sì. Ok, poi ci sono altri? La 26, dov'è la 20? Sì, la 26, ok. E la 24, ok. Anche la 28 magari. Anche la 28, poi ci sono altre proposte? L'invasione in Sensan forse era prematura. L'invasione in prematura. Altre... avrei giocato verso C10 forse, se proprio. Ok. Io direi che anche 25 e 27. Ah, una nuova aggiunta. Tu non c'eri. Ok. Sì, una voce diversa, ho detto ok, non c'è. Tu dicevi che la mossa, scusa, ho perso... 25 e 27 secondo me anche 25 e 27, ok. Beh, direi che un po' le avete prese. Però vedete, stiamo cominciando a sviluppare un po' di senso per queste mosse, però sono sicuro che se io adesso vi chiedessi di giocare una partita fra di voi, ne beccherei a decine di queste mosse qua, quindi fare esercizi bisogna farne davvero tanti per stimolare anche l'occhio. Poi vanno fatti in partita, quando uno magari
così ha l'ansia che l'avversario sta facendo troppi punti, si mette a invadere invece di vedere il proprio territorio, che non riesce a vedere che può essere tanto grande o addirittura più grande di quell'avversario, e si mette a giocare mosse troppo aggressive. Però almeno come esercizio ci siamo state sviluppando un buon senso. Io dal mio punto di vista direi che qui c'è stato un Joseki, corretto. La mossa in 12, allora qualcuno ha detto prematura, allora c'è un grande dibattito, è la mossa che le intelligenze artificiali probabilmente consiglierebbero. Piace tanto invadere in 3-3, e oggigiorno l'invasione in 3-3 è considerata una delle aree grandissime che c'è sul Goban, quindi diciamo su questa cosa non interveniamo troppo perché è anche un po' di tecnica, però è un'area grande, l'angolo è un'area grande che c'è sul Goban, assolutamente. Qui c'è un Joseki, non andiamo a vedere il dettaglio, poi tocca nero, e come qualcuno ha detto, questa mossa in 24 non è la mossa ottimale, perché rifacciamo sempre il nostro schemino, andiamo a vedere A, B, C e D, vedete che anche senza andare a contare, A è l'area di queste 4, quella più piccola, che non è corretto andare a giocare in A, è quella con meno potenziale di queste 4. Ma ci sono anche altri errori che avete visto. Questa BT5 invece è corretta, perché vedete ci sono adesso questa volta ci sono 3 aree A, B e C attorno. Adesso di nuovo non andiamo a vedere il dettaglio tecnico dove gioca bianco-nero, ma andiamo a vedere la macro area. Bianco va a prendere probabilmente quella corretta, adesso non le ho numerate, però sicuramente vediamo, sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi la B e la C sono più grandi della A, quindi o la B o la C, le aree attorno sarebbero state una buona scelta. Infatti bianco va a prendere quella mossa. Poi nero va a giocare questa pietra in 26, ma abbiamo appena contato, io ho appena contato che fra A e B l'area più grande, addirittura c'è anche C, però è la più piccola adesso perché c'è già 25, la pietra in 25, l'area più grande sarebbe stata in B probabilmente. E anche se nero vuole giocare in 26, magari dovrebbe farlo, però questa è una questione più tecnica, quindi non mi sentirei di criticarla, magari un po' più lontano, però questa siamo sul tecnico. Però fra A e B, che adesso se ne sono andate via, eccole qua, fra A e B e C, forse era meglio giocare nell'area in B. Continuiamo, e qui c'è un altro errore, è stato detto, l'errore è in 27, non è ancora il momento di andare verso il centro, ci sono ancora delle aree golosissime, per esempio l'area a sinistra, e comunque anche l'area in basso non è male, non è ancora il momento di andare verso il centro, è ancora piccola. Qui c'è un'altra mossa però di nuovo sbagliata da parte di nero, che se non era il tempo ancora di andare verso il centro per bianco, non lo è ancora per nero, e nero aveva a sua disposizione ancora A, B, C, o come micro estensione, AB, o come micro estensione addirittura C. Qui un altro errore 28, poi c'è un altro errore, 29-30 è uno scambio locale, non ci interessa, 30-31, non so se qualcuno non l'aveva detta, vedete 31, se io metto A, B e C, sicuramente l'area in C è quella, ma piccolissima, se lo si vede a occhio, no? Che è piccolissima rispetto a A e B, è quella con meno potenziale, quindi questo è forse uno dei più gravi errori, credo. Fra tutte queste mosse qua, credo che la 31 sia l'errore più grande, perché va a giocare nell'area più piccola di tutte fra quelle che abbiamo visto finora, no? E lo si vede a occhio, erano soltanto 4 spazi. E nero, di nuovo, gioca questa pietra in 32. Nelle ultime 4-5 mosse, adesso non le ho contate, sia nero che bianco si sono completamente scordati di queste aree vuote che ci sono sul Goban. Sono andati a insistere per qualche strano motivo, forse avevano paura uno di non far fare territorio all'altro e l'altro di non farlo troppo grande in alto a destra, e si sono dimenticati che il bottino più grosso in realtà erano i lati ancora lasciati scoperti. Ok, quindi queste le abbiamo beccate, vedete che cominciamo a
prendere ritmo, siamo addirittura a 3 esercizi. Ecco, io non ho visto a che ora avevamo iniziato, poi ditemi voi quanto più o meno deve durare una lezione, perché non posso regolarmi, di esercizi ne avrei infiniti. Io non mi ricordo a che ora abbiamo... Quando volete finire, ditemelo. Più o meno possiamo fare, non so, 11 e un quarto? 11 e mezzo, cioè scegliete voi, ognuno ha le sue, magari qualcuno deve andare a letto presto, ditemi voi, basta che mi dite qualcosa. Ok, perché adesso stiamo... Ok, intanto continuiamo, tanto adesso stiamo andando belli veloci, quindi c'è addirittura una partita con Tengen. Ok, si prendono poi gli angoli, un approccio, una specie di Joseki, uno Shimari, un approccio, poi un'invasione, ci sarà un Joseki a seguire, poi c'è una pinza, poi qui si gioca di nuovo una specie di Joseki perché bianco divide subito, e poi comincia a esserci un combattimento, e qui diciamo poi si entra nel combattimento, quindi nel mediogioco. Finora, fermiamoci qui. Di nuovo, sempre la solita domanda. C'è qualche mossa che vi salta all'occhio che contraddice il principio di base di oggi? Questo è facile, secondo me, di esercizio. O forse no. Ah, sì, scusate, questa volta... Certo, l'ho fatto vedere soltanto una volta, fatemi tornare indietro. Ok, angoli, no, scusate, mi è andata a un'altra partita, era questa qua, ok, eccola qua. Angoli, poi c'è un Joseki in alto, c'è una chiusura, c'è un approccio, un'invasione con Joseki. Poi c'è una pinza, salto, nero cerca di vivere, e poi qui c'è un'invasione, insomma, qui lasciamola da parte perché comincia il combattimento. Fermiamoci qua. Io direi la 10, perché non aveva senso. 10, ok. Quindi D14. Ok, 10. Poi, altri? Una 24. La 24, ok. Proposte? Sì. La 28, ok. Ok. Altre scelte? No, ok. Sì, in questa partita uno ha detto la 10. Qui fino a c'è un Joseki giocato in alto a destra, quindi ognuno sono andati a giocare nell'area, in una delle aree che era più vuota, quindi qui non c'è nulla da dire. D14, no, secondo me D14 ci può stare perché, di nuovo, andiamo a vedere. C'è l'area A, l'area B, l'area C e l'area D, e si vede, non proprio a occhio ma basta contare, che l'area a sinistra è l'area più promettente, è uno spazio più grande dell'area del lato in basso, perché sono un Komoku contro un Oshi contro 2 Oshi, quindi lo spazio a sinistra, cioè il lato a sinistra è più grande di uno, quindi il lato a sinistra è la cosa più promettente. Poi di nuovo non è una lezione tecnica, quindi andare a giocare qui oppure andare a giocare qua o andare a giocare qua, questo sarà oggetto di lezioni più tecniche. L'importante è andare a giocare a sinistra, perché è l'area più grande che c'è sul Goban, quindi questa 11 non mi sento di criticarla. Poi adesso correttamente dov'è l'area più grande in questo momento, visto che Nero ha preso la sinistra? Rifacciamo il conto. Adesso scopriamo che fra A, B, C e D il lato più promettente è quello D, quindi correttamente bianco va a insistere sul lato basso. E di nuovo insistere in un modo o in un altro non è l'oggetto di questa lezione.
poi si va a invadere in 3-3, è comunque una possibilità molto gettonata oggigiorno, è più una questione di Joseki e tecnica, quindi non interveniamo in questo momento, il Joseki non lo commentiamo, e poi diversi di voi hanno subito spottato che la mossa la 24 sì, era una mossa scorretta, sì, perché oltre per questioni strategiche, secondo me è scorretta, ma è scorretta perché se noi andiamo a contare la distanza che c'è, scusate, l'ampiezza delle aree A e B, si vede ad occhio che l'area B è sicuramente quasi il doppio no, sarà il 50% più grande dell'area in A. Quindi la scelta corretta e più promettente era andare a giocare nell'area più grande, cioè quella sulla destra. Che poi sia così o in altro modo, di nuovo, non è oggetto di questa lezione. L'importante è andare a giocare nell'area più grande che era sulla destra e non quella in basso. E poi, continuando la partita, ma non è, diciamo, quello che voglio fare adesso, Nero si troverà davvero nei guai in questa partita perché questa pietra in 24 sarà completamente circondata poi da pietre bianche, e quindi di nuovo qualcuno ha detto questa pietra in 28 non va proprio a insistere verso l'area più grande del Goban, ma magari per salvare la sua pietra doveva andare a giocare qualcosa di questo tipo, no? Di più ampio respiro. Però ecco, non era, questo è più per una lezione dove si fa fare forma ai gruppi. Però la vera mossa da individuare in questo esercizio è la 24, che va nella direzione scorretta. Ok, vediamo, fatemi navigare l'albero a ritroso. Quindi abbiamo questa partita adesso. Vediamo cosa ci propone, perché me l'ha messa in un ordine casuale, che non era l'ordine, cioè non è proprio casuale, penso che sia l'ordine vedendo il grafo del merge di tutti gli SGF, che non era però l'ordine che avevo dato su Cigoban. Quindi qui andiamo a vedere, c'è un approccio con pinza, poi un altro approccio, un bianco insiste, un doppio approccio, poi qui ci sarà una specie di Joseki, ok, nero Shimari, bianco decide di chiudere, nero un'altra chiusura, bianco invade, nero approccia, bianco invade, e poi da qui parte un combattimento che non è però l'oggetto di questa lezione. Vi faccio rivedere dall'inizio. Eccoci qua, approccio, pinza, approccio, una ulteriore difesa, doppio approccio, poi un Joseki, un simil Joseki diciamo, chiusura, bianco torna a difendere, Shimari, invasione, comunque un'estensione sul lato, e un'altra mossa sul lato, e poi la pietra in M3, e dopo il salto in K5 c'è poi il medio gioco. Che mi dite? Trovate qualcosa di strano? Come nelle altre... La domanda è sempre la stessa, è sempre quella degli altri esercizi. Sta un po' crescendo la difficoltà degli esercizi. Ditemi. Non so perché, scusate, si sono persi i numeri. Chissà perché adesso non ci sono. Devo aver cliccato qualcosa. Beh, intanto comunque le coordinate le vedete, no? Intanto cerco di risolvere questa. Allora, M3 e anche K3. Ok. Anzi, facciamoli così con i triangolini. Poi C15 e C16, lì il bianco sembra molto concentrato, un'unica pietra C15 nera. C16, ok. Poi avete altre proposte? P2 D P Palermo P gioco P2? Lì, sì. Dove è P2?
Sono scorso troppo avanti, era 23. Ah no, sì, fermiamoci ok. a K5, alla mossa 21, sì, non andiamo avanti. Perché poi inizia il mediogioco, un combattimento, finiamo qua. Ci sono altre proposte? No, però l'avete beccata in pieno, molto molto bene, vedete? Qui vabbè, c'è una pinza, nero decide di non rispondere, può essere perché comunque ci sono punti grandissimi sul Goban. Ecco, bianco qui decide di giocare C16, qualcuno ha detto che era una mossa un po' lenta, un po' piccola, sì, esatto, perché va di nuovo a insistere, vedete, su un'area del Goban dove ci sono già 3 pietre, un'area molto piccola del Goban dove ci sono 3 pietre, quando ci sono tutte le altre aree del Goban A, B, C, D che sono completamente vuote. Quindi la pietra in C16 no, non era il momento giusto di giocarla, non era così grande. Poi qui viene fatto un Joseki, quindi non lo commentiamo. Nero va a prendere un punto grande che questa la possiamo vedere come una mossa sul lato destro, che era, vedete, in questo momento è il lato più promettente che c'è sul Goban, il lato destro, quindi va nella direzione giusta. Tocca bianco, di nuovo va a insistere ulteriormente a mettere una pietra in C15, scorretto, perché vedete, di nuovo qua ci sono 3 aree, A, B e C, e l'area più grande adesso è l'area in A. Quindi bianco avrebbe dovuto, fatemi prendere una pietra, per esempio andare a giocare o sul lato così, o magari in maniera più attiva, per esempio in O17, quindi questa mossa scorretta l'avete beccata. Tocca adesso a nero. Di nuovo, adesso qual è il lato più grande che c'è sul Goban? È il lato alto. Lo si può contare, ci sono proprio intersezioni per intersezioni. Il lato più promettente. Nero correttamente va a giocare su quel lato. Tocca bianco. Adesso qual è il lato più promettente che c'è sul Goban? Possiamo andare anche a calcolarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 spazi A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 spazi B e 3, 6, 8 spazi C. Quindi l'ordine direi che è B, A, C. Le mosse più promettenti sono in B. Quindi bianco va a giocare nell'area corretta. Buono. Adesso tocca nero. Dobbiamo richiederci la domanda di prima, chi era più grande fra A e B. Se ricordo bene era più grande A, ma potrei aver sbagliato. Comunque sono molto simili, quindi non mi sentirei di criticare fra A e B, diciamo. Nero va a giocare in basso. E adesso una mossa che voi avete subito visto. Qual è l'ultima area rimasta grande sul Goban? È sicuramente l'area attorno ad A. Quindi bianco avrebbe dovuto, fatemi prendere una pietra, andare a giocare qualcosa a sua scelta nell'area più grande rimasta sul Goban. Invece, come avete correttamente visto, bianco va a giocare in quest'area. E se vedete, si può fare il conto. Dov'è? Eccoci qua, vedete, qui ci sono soltanto 5 spazi. Mentre qui ce n'erano, non mi ricordo quanti, erano addirittura 9, quindi quasi il doppio più promettente quell'area lì. O, per esempio, qui ce n'erano 5, quindi comunque è uguale, e qui ce n'erano 4, comunque molto piccini, quando quella in alto era addirittura di 9, era molto più promettente. Invece bianco va a insistere su quest'area che è già occupata da tante pietre. Nero ovviamente vuole separare bianco e poi da qui ci sarà un combattimento dove bianco non se la caverà benissimo, proprio perché è andato a infognarsi in questa posizione dove c'era poco ossigeno, poco spazio, poco potenziale per svilupparsi. Sarebbe dovuto andare a giocare per esempio una mossa di questo tipo. Ok, allora direi facciamo un altro esercizio sicuramente così, poi vediamo, anche perché siamo già al quinto o sesto esercizio, poi andiamo a beccare quegli esempi più di partite dei professionisti. Ok, c'è questa partita che inizia nello stesso modo della partita scorsa, però Nero va a giocare questa apertura che si chiama
Questa è una variante dell'apertura mini cinese. Ho giocato una decina di anni fa la giocavo questa apertura. Poi tocca bianco che gioca sulla sinistra in C10, un'estensione, poi nero approccia, bianco pinza, nero gioca questa specie di estensione, chiamiamola, sacrifica la pietra in angolo e poi va a giocare in N17, bianco approccia in R14, nero pinza, poi vanno a giocare questa specie di sequenza, non voglio chiamarlo Joseki perché non lo è, nero va a giocare in D2 e bianco risponde in R5. Rivediamola dall'inizio, chissà perché mi sono sparite le numerazioni. Quindi c'è questa sequenza in basso, un'estensione, un'altra estensione, approccio, pinza, sacrificio, diciamo, una specie di sequenza. Nero fa un gruppo in alto, bianco approccia, pinza, bianco fa un gruppo in qualche modo, nero estende, bianco approccia. Richiediamoci sempre la stessa domanda di partenza. Nero e bianco hanno sempre giocato nell'area più grande che c'era a disposizione in quel momento? La risposta ovviamente no, perché se no non sarebbe un esercizio, però ditemi voi che cosa vi è saltato all'occhio. La pietra in D2. Fatemela segnare. La pietra in D2, ok. Poi altre proposte? Anche di 15. Anche D15, ho segnata. Poi l'estensione in C10. Ok. Altre forse quelle in E15 e 16 ha lasciato l'angolo a destra e ha giocato, no, mi sembra molto concentrato lì il bianco sull'angolo in alto a sinistra. 15 e 16, ok. Guarda, però facciamo una cosa, questo scambio qui prendiamolo come se fosse un Joseki, guarda, una specie di... Sì, cioè, dimentichiamoci, perché alla fine uno scambio, uno si prende l'altro, quindi al massimo può essere una scelta sbagliata di Joseki, però prendiamolo come se fosse un... E allora forse D13 invece che... cioè l'avrei giocato sul lato alto invece 13. Che a sinistra. Ok. Altre cose secondo voi? No? Beh, le avete beccate, direi. Andiamo a commentarle brevemente. Qui c'è un'apertura. Non so se l'avete detta C10, ma mi sembra di sì. Vedete, C10 non è proprio la mossa migliore, perché andiamo a contare, ci sono 3 lati vuoti, A, B e C, vi li ho messi anche in ordine inverso di quanto sono grandi. Il lato più grande è C, il secondo è B e il terzo è A. Bianco è andato a giocare nelle 3 aree più grandi e quella più piccola, quindi non è proprio una mossa scintillante questa in C10. Tocca nero. Ecco, nero questa, qualcuno l'aveva detta, non è la mossa migliore, perché di nuovo andiamo a vedere A, B, C, l'area in A è l'area più piccola delle 3 rimaste. Nero poteva o giocare B, oppure, prima scelta, giocare attorno a C, che può voler dire qualsiasi cosa. Per esempio, io se avessi, diciamo, toccasse a me in questa partita, probabilmente andrei a giocare proprio in C, forse, o insomma una mossa equivalente, perché è l'area più promettente. Torniamo indietro. Qualcuno aveva detto D13, corretto, perché torniamo indietro, vedete, in questo caso qui è molto meglio proseguire sul lato alto. Possiamo scegliere tanti Joseki, pinze, estensioni, però se dobbiamo sceglierli, scegliamo quelli che vanno a insistere in un'area più importante. Se bianco deve giocare in locale, è chiaro che
fra l'area in A, la direzione in A e la direzione in B, quella in B è molto più promettente, è tutto vuoto in B, mentre in A c'è pochissimo spazio. Poi questo prendiamolo come una specie di scambio, non voglio commentarlo. Nero estende qui e alla fine ci può stare, perché è vero che l'area in A è più grande dell'area in B, però è meglio dare un'estensione alle pietre, quindi questa mossa la prendiamo come se fosse parte dello scambio. Bianco correttamente va a giocare sulla destra, un punto a sua scelta, a sua destra, non commentiamo il punto di preciso. Nero giustamente va a insistere di nuovo sulla destra, perché adesso continua a essere quest'area quella più promettente. C'è una sorta di scambio, insomma, un po' di così combattimento. Poi Nero ha il sente, tocca a Nero dove va a giocare. Nero va a giocare in D2. Correttamente l'avete adocchiata. Di nuovo, qual è l'area più importante che c'è sul Goban? È sicuramente questa qua, no? Questa qua, si vede a occhio che c'è un bel buco su questo lato. Nero scorrettamente prende questa pietra. Bianco, che ha avuto buon occhio in questo momento, va lui a prendere la mossa più importante, questa in R5, cioè una mossa nell'area più importante che c'è sul Goban, che quindi va a punire Nero, e Nero avrebbe dovuto lui giocare, fatemi prendere per esempio una mossa di questo tipo o equivalente a torno. Ok. Dato che sono già le 23:12, vorrei allora farvi vedere l'esercizio più difficile che avevo per oggi. Dovrei beccarlo, vediamo se lo prendo, perché è una partita presa da giocatori, mi sembra 6Q circa. Fatemi vedere. Eccoci qua. Allora, devo vedere se era questa la partita. Ok. Andiamo dall'inizio. Qui c'è un approccio, un Joseki in alto a sinistra, cioè un completo, però comunque un simil Joseki, un'invasione, un'altra specie di Joseki o sequenza in alto a destra, tocca Bianco, che prende un punto grande. Questa partita è stata giocata bene dal punto di vista del Fuseki. Qui commentiamo già, quindi non è un esercizio, questo ve lo sto già commentando io perché è un po' complicato. Tocca Nero. Nero adesso vorrebbe giocare dove? Nel lato basso, perché è il lato più grande, no? Fra A, B, C e D, provate a contare gli spazi, il lato D è quello più promettente. Gioca in D, bene. Tocca Bianco. Adesso qual è il lato più promettente? Sicuramente quello a destra. Adesso che quello sotto è stato occupato. Bianco va a giocare lì. C'è questo scambio, una sequenza locale non la commentiamo, tocca a Nero. Adesso Nero, quali sono le possibilità per Nero? Nero potrebbe giocare in A, B o C. Adesso qui ci sono questioni che vanno anche oltre la distanza. Secondo me sia A che C sarebbero state delle buone scelte, anche perché B è vero che c'è spazio, però ci sono davvero tante pietre attorno. Però, secondo me, anche se Nero avesse giocato per esempio una mossa per esempio, che ne so, qui, che va a insistere sul lato B, non gliel'avrei criticata a livello di double digit, però Nero va a giocare questa, tocca Bianco, e qui secondo me c'è la mossa chiave. Ah no, scusate, ecco, avevo dimenticato. Adesso che c'è queste aree A e B, Bianco va a prendere una delle due, cioè questo primo scambio qua. Nero va a difendere in qualche modo il suo gruppo, c'è un po' di combattimento, questo non lo commentiamo. Ecco, Bianco fa questo scambio qua. Ok. Rimane insente e poi va a invadere il lato basso. Adesso, questo è un esercizio difficile, infatti ve lo sto commentando io. Fin qui il principio che abbiamo detto finora non è stato mai messo in discussione, è tutto corretto dal punto di vista di quel principio. È una partita di 5-6Q, quindi ci sta che almeno diciamo, i principi di base siano noti e soddisfatti, o comunque non sia così frequente vederli
così contraddire. Qual è l'area più grande che c'è in questo momento? L'ultima area dove bianco e nero vorrebbero giocarci. Questo ditemelo. Ditemelo voi. Dove vorrebbero giocare bianco e nero? C'è un'area proprio che salta agli occhi. Il lato sopra, quindi diciamo attorno ad A, diciamo. Ok. N, quindi attorno a B. Ok. Queste sono due delle aree, assolutamente. Io direi sicuramente attorno a B c'è un'area gigantesca in cui sia bianco che nero vorrebbero giocare per primi. Chi per primo gioca lì si prende un bel pacco di punti, no? O li fa lui o li toglie l'avversario, che tanto è un gioco a sottrazione, quindi è la stessa cosa, ovviamente. Quindi bianco vorrebbe giocare B. B potrebbe voler dire anche giocare queste invasioni in A, perché è comunque un'area dove poi il bianco vorrebbe fare o togliere punti. Viceversa per nero. Ok. Qual è il problema però? Il problema è che se bianco gioca subito in A, come vi ho detto che è l'area più grande possibile, qua succede che... Oh, scusate, ho messo... avrei dovuto fare così forse. No, avrei dovuto fare così. Tocca a bianco. Succede che nero mette subito sotto attacco bianco, che magari è costretto a scappare. E cosa accade? Che nero, magari con delle mosse particolari, potrebbe separare i due gruppi bianchi, quello in basso e quello a destra, che si troverebbero entrambi un po' in difficoltà. Vedete, quello in basso non ha forma, questo triangolo. Quello a destra ha della forma, ma appena ci sono anche tante pietre attorno nere, quindi appena nero ha l'occasione potrebbe levare la base con questa mossa. Questa è una tecnica abbastanza nota. Nero è connesso, la pietra in A è connessa o a B o a C, quindi la base di bianco con tutti i punti viene completamente spazzata via. Quindi quello che vorrebbe fare bianco è invadere in basso, cioè invadere qui, senza doversi preoccupare di avere una debolezza nel gruppo composto da A e B. Questa è una tecnica già un po' avanzata, però per dirvi poi come le cose si fanno complicate quando si cresce. Qual è la tecnica che avrei utilizzato io? È quasi bianco, ci è andato vicino, però ha peccato un po', ha fatto un po' di errori. Io da bianco sei andato a giocare questa pietra qua, prima, come scambio. Nero deve assolutamente rispondere, perché altrimenti alla prossima gli catturo e gli danneggio completamente il lato, tutto il suo gruppo, no? Quindi Nero vuole rispondere. Adesso questa la cambio io. Nero per esempio potrebbe rispondere così. Bianco torna indietro. Quello che vorrebbe fare adesso Nero è continuare la difesa, perché se Nero va a prendere sì una mossa grande, per esempio questa, ci sono per esempio dei problemi qui sulla destra. Il suo gruppo viene messo in difficoltà, oppure addirittura così, no? Questa è una di quelle che magari una delle prossime lezioni vedremo come essere una mossa urgente che viene prima delle mosse grandi. Cioè quando i nostri gruppi sono instabili non possiamo preoccuparci delle aree grandi, dobbiamo salvare i nostri gruppi, perché ci sono dei grossi problemi. Qui questo è un gigantesco problema, anche in termini di punti, in termini di base del gruppo nero che svanisce completamente. Quindi Nero magari andrebbe a rispondere, per esempio con questa ottima mossa, che salva il gruppo, fa punti, fa un po' di tutto. Adesso bianco può invadere qui, perché queste pietre qua, questi scambi che io vi ho messo, è vero che hanno rinforzato Nero, perché Nero adesso è un po' più forte, ma hanno anche rinforzato bianco. Bianco adesso non è più così debole come era prima, perché se Nero tenta di sconnettere, bianco può continuare a fuggire col suo gruppo in basso, a fuggire verso il centro, tanto è tutto vuoto il centro, e non deve più preoccuparsi di mosse di questo tipo. Perché? Perché grazie a
questo rinforzo, adesso bianco è messo meglio, però qui c'è una piccola tecnica che possiamo vedere. Per esempio bianco può giocare questo attachment in S12, poi dare questo tari, e quando bianco chiude, diciamo, la connessione fra le pietre in A e B, la pietra in B è completamente catturata grazie agli scambi fatti prima da bianco. Quindi questa, diciamo, è una tecnica molto avanzata per il vostro livello, così, però era soltanto per chiudere la lezione con un esercizio un po' più, con un esempio di azione un po' più difficile. Bianco fa prima degli scambi che lo rinforzano, in modo tale poi di andare a giocare nell'area più grande. Quindi vedete come poi grado dopo grado questo principio vada poi declinato in una strategia di gioco. Però al vostro livello possiamo prenderlo come principio di base. Gli ultimi 3 minuti proprio volevo farvi vedere una partita presa, no, che non è assolutamente questa, dall'ultimo torneo professionisti. Fatemi vedere però se è questa la partita. Sì, la partita è questa, dove, fatemi tornare indietro, il Fuseki è perfetto dal punto di vista del principio che abbiamo detto. Questi sono 2 giocatori 6 o 7 dan, quindi diciamo era verosimile che fosse perfetto da questo punto di vista, però per darvi un'idea di come il flow, il flusso di gioco in una partita di così alto livello. Angoli, approccio, un Joseki a caso. Quali sono le aree più grandi che ci sono su Goban? Lato destro e lato basso. Bianco gioca nel lato basso. Qual è adesso l'area più grande che c'è su Goban? Lato destro, e nero gioca sul lato destro. Tocca bianco. Quali sono le aree che sono rimaste vergini sul Goban? Sono lato alto, basso, destro, che sono praticamente equivalenti, circa. Sì, il lato alto e il lato basso sono sicuramente equivalenti. Vediamo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono tutti da 9 spazi, quindi bianco poteva scegliere secondo la sua strategia. Sceglie questo. Nero si difende perché è stato attaccato. Bianco fa una base al gruppo. Adesso a nero sono rimaste 3 scelte. È rimasta A, è rimasta B, è rimasta C. Qui si entra anche un po' nella strategia di come mai ha scelto B e non A, però era per dire che ha scelto comunque un'area libera del Goban, e soprattutto nero sceglie una, bianco prende l'altra. Vedete, c'erano 2 o 3 aree rimaste, nero sceglie una, bianco prende l'altra. Nero adesso fa un Joseki sul lato del Goban, e bianco fa un Joseki sull'altro lato del Goban e vive in angolo in qualche modo. E poi si inizia un po' il combattimento. Vedete che nelle partite di questo livello non contravvengono mai, o quasi mai, a meno insomma, strategie un po' più complicate, a questi principi di base del Fuseki. Adesso magari io vi lascio anche il link, perché non siamo... Credo che abbiamo visto metà degli esercizi che avevo preparato, circa 7-8 forse, erano 15, quindi magari voi potete andare a sbirciare il Fuseki, quindi sono tipo le prime 30 mosse di solito della partita che ho selezionato, andare a vedere se spottate voi delle mosse fatte in questo modo.